what I have to do. And so if you, without exemption, I played each careful quest, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I become more than I could do. But through it all, and there was doubt, I let it all, I spit it out, I faced it all, and got the down, and did it my way. I loved and cried, I had my fill, my share of losing, and now, as the tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not gonna shy away. Oh no, not me. I did it my way. But what is a man? What has he got? Did not himself that he has enough to say all the things and truly feels, and not the rock who kneels. The reckless love had done the blow, and it is my Yes, this is my Bravissima la musica di Angela, Paola Bergamin, complimenti, complimenti. Allora, guardate chi ho a fianco. Marin, chi è che non conosce Marin? Con la guerra, veramente una guerra lui ha fatto, ma questa guerra non riesce ancora a capire se l'ha ancora vinta o se sta per vincerla o se è persa. Quando mi ha chiamato, ci siamo sentiti al telefono, lui mi ha detto: io vorrei vederci chiaro, perché al momento non vedo questa luce in questo tunnel che non finisce mai. Allora grazie Marin per essere qui con noi questa sera. Vi ringrazio. Grazie. Vedete, poi guardate, sono gesti di affetto anche nei miei confronti. È arrivato con le uova fresche per la Mirella, perché la sa che la Mirella deve tenersi sempre in forma, e pensate, gli è arrivato con questo cesto di uova fresche, è proprio un dono che io ho molto apprezzato. Grazie, sono dei piccoli gesti che per me sono molto importanti. Ma torniamo a te Marin, tu mi hai detto: sono arrivato in Italia per lavorare, non ho fatto mai un giorno in clandestinità. Però guardate cosa mi è successo. Cosa vuoi dire Marin e cosa ci puoi far vedere? Ha una borsa di carte enorme. Un fascicolo questo. Fascicolo, La enorme. casa, la... Allora raccontiamo un po' la tua storia Marin. Sei arrivato in Italia... Era meglio che non lo conosceva nessuno questa storia. Però è venuta a galla, alla luce. Per colpa mia, è per merito dei banchieri, per merito
che ha ridotto in questa situazione, non solo me, tante famiglie che stanno anche, come si chiama, mi dicevano le persone in piazza che sono altri che stanno peggio di me. Allora, tu raccontiamo, hai avuto questo grosso infortunio, hai avuto questo risarcimento l'hai messo in banca per un futuro migliore anche per te e per la tua famiglia. Cosa è successo, Sono Maria? venuto 20 anni fa. Ecco, vediamo le immagini, vediamo se riusciamo a vedere. Questa è la sua famiglia, guardate. Avevo anche lavoro in mia patria, avevo anche i soldi, non mi mancava. Stavi bene, diciamo. Pensavo un paese migliore per, come si sa, come si chiama. Poi una mattina ti sei svegliato e cosa è successo? Abbiamo deciso di venire tutti qua 20 anni fa. Sì, ma dopo il risarcimento, avevi questi soldi in banca, una mattina ti sei trovato che non avevi più niente. C'è rimasto ancora, ho fatto un tempo comprare una casa in provincia di Padova e sì. Come non sono abituato a fare la bella vita, neanche io, neanche il resto della famiglia, abbiamo tenuto sempre, i soldi non mi hanno portato via la mente per fare spese che non si meritavano. Vivevi una vita normale e tranquilla. Vivevano meglio al lavoro, tutto bello fino al momento dell'infortunio. Dopo sono iniziati i processi con l'assicurazione, con istituzioni dello Stato, con l'INAIL, con l'INPS, addirittura neanche assegni familiari per figli a minorenne. Per un anno l'INPS non mi ha pagato assegni familiari. Allora, adesso che abbiamo visto Marin, guardiamo anche il servizio che ci ricorda cosa è successo tempo fa, non molto tempo fa, ma tempo fa. Andiamo con il servizio. Sono partito. No! Dai, Marin, no. Ma sono assurdi questi, non vedono niente. Dai, Marin. Dai, sei importante per noi, Marin, basta. Sono importante per noi, basta. Basta, Marin, sei importante, ti prego. Gli attimi di concitazione, brandendo quel cappio fissato all'inferriata della banca, dove da Natale occupa con l'auto l'entrata della sede storica di Veneto Banca a Montebelluna. Fermato dai presenti e dai carabinieri, Marin Alarambie, il 59enne invalido romeno ex correntista che ha perso 100.000 euro con il crack. Io vi invito tutti quanti a mantenere la calma in un momento così difficile, a rispettare le necessità che anche le forze dell'ordine hanno in momenti drammatici come questi. Attimi di tensione e lunga trattativa per sedare gli animi esasperati, momento culminante di una nuova giornata di protesta. In campo scendono i risparmiatori per una catena umana in piazza organizzata dal comitato Don Torta. Figli del demonio! Tanti, troppi correntisti hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita. E se il fondo creato per rimborsarli ha ridato una importante speranza a chi ha perso tutto, resta l'amarezza di essersi sentiti ingannati. Questa rabbia difficilmente passerà in attesa di capire se almeno la giustizia farà il suo corso contro i vertici di quella banca in cui hanno creduto una vita ad occhi chiusi. Abbiamo visto questo servizio veramente drammatico. Claudio, abbiamo sentito Marin urlare, gridare, disperato, lo vediamo qui oggi ancora una volta questa sera dicendo io voglio vederci chiaro. Secondo te si vedrà chiaro o ci sarà un po' di luce? Io posso dire che con Marin ho passato più di un mese insieme a altri 6-7 persone per cercare di sostenerlo a Montebelluna. Caldo, freddo, pioggia, neve, quello che c'era, perché è una bravissima persona. Ecco, guardiamo qua in auto, vediamo le immagini che scorrono nel nostro teleschermo. Eccolo qua, prego Claudio. Volevo dire che non voglio offendere Marin, di cui ho la massima stima, meriterebbe di riportare a casa tutto, però purtroppo ci scontriamo perché è un pluralis maiestatis che non riguarda solo lui o noi, ma tutti i risparmiatori truffati nei confronti dello Stato o di chi ci dovrebbe dare i soldi, che potrebbero essere le società di revisioni che non ho controllato, la Banca d'Italia e la Consob, per non parlare della Banca Intesa che ha avuto il regalo totale di 2 banche che rendono qualcosa come 8 miliardi all'anno in questo momento per 0,50 per 1 euro, potevamo comprarlo anche noi. Non voglio più aggiungere niente perché è pleonastico, è superfluo. Marin, cosa vuoi dire? Cosa è che ti senti questa sera di dire davanti alle telecamere? Cos'è che chiedi, Marin? Di una persona meglio delle parole parlano i fatti. Se la persona
è data la parola per ingannare come si chiama, il prossimo, come mi hanno fatto il consulente bancario, è venuto mattina quando eravamo in piazza alle 5, è venuto il mio consulente bancario che mi ha venduto le azioni, piangendo, diceva che sapeva cosa mi vendevano, sapeva cosa mi vendeva, dico signore è meglio che stai tranquillo, che forse anche io non lo so, chissà che gesti poteva fare lui a casa o con la sua famiglia. Ma a distanza di tempo cosa provi, Marin? Provo che la giustizia, non lo so, a piedi o non a piedi, la giustizia non è uguale per tutti, non lo so come. Secondo te non c'è giustizia? Fino alla prova contraria non sono tante segni di domande che mi le metto. Ma secondo te avrai un risarcimento, ti verranno restituiti i tuoi soldi, sei fiducioso, sei ottimista, sei pessimista, come vedi questa tua situazione? Io gli auguro che non mi mettano alla prova per avere quella che è il mio. No, io non ho toccato interessi di altri, così come sono capace di recuperare. Gli auguro che non mi mettano alla prova. Cioè tu stai dicendo io voglio che mi venga restituito la roba mia, i miei soldi. Tutto, non 30%, non 15%, non 90%, tutto. Io ho fatto anche delle spese per arrivare in queste situazioni, anche in piazza, anche in altri posti che non le sapete nessuno, ho fatto delle spese che Claudio... non accetto sono venuto qua un uomo intero, sì, e mi hanno ridotto per colpa delle norme che non sono state a norma della protezione di lavoro e adesso mi hanno rubato anche i soldi. Non permetto a nessuno, neanche con il decreto, chi ha firmato il decreto, neanche signor Dio Presidente. perdona Marin, no, stai dicendo questa sera. Claudio Fagan, ma questa, secondo te, questa disperazione che lui c'ha dentro perché si sente, ecco, questi gesti estremi che lui, come abbiamo visto, ha cercato di far capire cosa vuol dire vedersi portare via il proprio denaro, fatto con tanti sacrifici, con questo disastro che è successo dopo questa caduta da 9 metri. Secondo te, invece, bisogna un attimino, come dice Fausta Tocchio, andare un po' tranquilli e vedere di risolvere la situazione in maniera diversa? Io prima ho parlato di resilienza, cioè di accettazione del lutto in generale. La signora ha perso un figlio, cosa importantissima e gravissima, lui ha perso, per quanto gli riguarda, sono due settori separati però è molto importante, lui ha perso tutti i soldi che ha avuto dal risarcimento, qui parliamo di risarcimento nel vero senso della parola, della caduta che ha avuto. Posso dire solo che Marin, secondo me, io non lo voglio istigare, per l'amor di Dio, non mi permetterei mai, però è ancora buono, perché guardate che lui le ha provate tutte, è andato addirittura a Vittorio Veneto per parlare con il Presidente della Repubblica, se ha voglia ve lo racconterà lui, però guardate che gli hanno messo ostacoli da tutte le parti perché non volevano che lo incontrasse. È andato dal Presidente rumeno, ha fatto un mese in Romania e anche lì non è stato ricevuto. Sono stato ricevuto dai suoi consiglieri, non da lui in persona, perché mi aspettavo altre... Dai consiglieri ma non dal Presidente. Non dal Presidente. Però lui va sempre avanti, lui cerca sempre di far valere i propri diritti, di avere giustizia, questo è importante. Marino, stati da fuori a carte perché sennò te mi inondi a studio, ti crediamo perché è un fascicolo intero, ma quello che io vorrei capire, cosa si prova Marin quando vedi queste porte chiuse che non si aprono, queste persone che fingono di non vederti oppure non vogliono ascoltarti, cosa si prova una persona per bene come te che aveva fatto del suo lavoro lo scopo della propria vita per fare anche che la famiglia vivesse in maniera più decente? Io lo so che a una persona per chiedere di rispettare i suoi doveri, prima deve rispettare i suoi diritti. Se lo Stato non rispetta i miei diritti, io cosa devo rispettare in questo Stato qua? Anche nel mio paese, se non mi hanno... Era la tessera per pane, tessera per benzina, tessera per carne, per la cioccolata, cosa dovevo... Io ero al lavoro e basta.
Luca Tassone, un altro ospite che abbiamo qui questa sera, lui è uno scultore, però sentendo anche queste voci, vedendo queste immagini, tu da persona anche giovane, cosa ti senti, cosa si prova secondo te? Tu hai perso il lavoro, raccontiamo un po' la storia anche di Luca, che è una bellissima storia che può essere di stimolo anche per altri giovani. Sì, infatti, allora cosa è successo, Luca, nella tua vita? Stavo pensando che tutti qua abbiamo perso qualche cosa, chi il figlio, chi ha avuto un infortunio. Il denaro? Il denaro, e io ho il lavoro 3 anni fa più o meno, quindi non mi permetto di paragonare. Cosa le tre facevi tu di situazioni, lavoro, Luca? Però dipende un po' da come noi ci poniamo di fronte al problema. C'è chi perde il lavoro e si suicida, chi perde un figlio invece rimane in piedi solida come questa signora qua. Tu che lavoro facevi, Luca? Io facevo l'operatore, il montatore in un'emittente televisiva, quindi tecnico di studio, insomma. E all'improvviso è finito tutto. Con la crisi delle emittenti televisive negli ultimi anni è successo che in pratica un po' la cassa integrazione, un po' un orario ridotto, poi alla fine c'è stato il licenziamento. Però ti sei rimboccato le maniche e cosa hai creato? Allora, mi sono rimboccato le maniche e quindi diciamo che ho trasformato la situazione di difficoltà in opportunità, no? Quindi avendo del tempo libero, invece di disperarmi ho cercato di darmi da fare, sviluppando un po' i miei interessi che sono quelli dell'arte, quindi con la scultura, avendo anche frequentato il liceo artistico, e poi anche quelli del cinema, perché comunque ho da sempre la passione per la cinematografia, quindi anche realizzando dei cortometraggi che poi hanno partecipato a dei festival. In questo modo, insomma, mi sono dato da fare come potevo. Io direi alla regia di preparare il banco solidale, perché vedrete cosa ha combinato Luca. Io una mattina ricevo una telefonata da una sua zia che mi dice: io ho questo nipote, questo ragazzo che vorrebbe trovare un posto dove creare qualcosa perché ha bisogno di trovare e di credere in se stesso. Io ho questo posto bellissimo che è il Parco dello Storga, e ho sentito Luca, ci siamo sentiti per telefono, ho detto guarda, più che volentieri, perché lo scopo del Parco dello Storga, di questo spazio che ho, è anche quello di realizzare con dei scultori che possono essere pittori, scultori, varie cose, per cercare di far capire ai giovani l'importanza di credere in se stessi, l'importanza della cultura, e noi vedremo adesso fra poco cosa fa Luca al Parco dello Storga, dove io lo ospito, ma che veramente si è messo in gioco, e guardate cosa è riuscito a fare. Andiamo a vedere il Banco Solidale, il Parco dello Storga. Ciao grande famiglia, oggi siamo al Parco dello Storga, agli orti sociali. Prima di tutto vorrei che qua, no, ma guarda in che stati che sei. Più di 90 anni, sua come una candea. Da quale ora sei che te si qua di no? 8 mesi. No. Cosa sei che te ha fatto che te si stanti qua? Te ho piantato su che stamattina. Ecco, vedo. Ma non so su che io ho fatto l'orto, i fiori, tutto quello che vede, se opera sua, io vengo qua la mattina. Cioè, secondo te, questo lavoro quanto ben fa a terra, a natura? Dico ai giovani. Lo sa tutti, dai. Adesso è diventata moda, ti senti alla televisione qua, gli orti urbani. Andate, è una terapia. Cazzo, mi avevo scoperta 80 anni fa. Sta il primo, ed è vero, te ci stati a creare questi orti, perché è una storia vera questa. Altro che hai fatto i miei. Quanti orti sei arrivati adesso? A 120. 120 orti. E per convinsa 10, perché io almeno 10 per fare l'associazione orti urbani, quando vuoi fare i salti mortali, terra chi ha ora, terra, pian pian, da 10 che ho fatto fatica a trovare, adesso ci 120. Pensa che roba. Adesso siamo con Graziano. Sì. Anche tu Graziano, orto, mattina presto. Ma cosa dicevo di Dino, Graziano? Ma è un miracolo della natura. Io ammiro in maniera particolare perché è una persona straordinaria.
Come va quest'anno con gli orti, con sto tempo? Adesso incomincia un pochino, qualcosa reagisce, qualcosa non reagisce più, perché alcune colture di maggio-aprile adesso soffrono il caldo. Comunque siamo quello che proviamo. Se prova? Sì. Speriamo che funzioni anche quello di Amirella, perché ogni tanto riaiuta anche Amirella. Speriamo, sì, dai. Nostro è proprio, siamo anche quasi a diventare una famiglia, vero? Sì, Cristiano? ma socializzare è umano, Bravissimo, bravissimo. Allora, noi questa mattina abbiamo una sorpresa. Abbiamo con noi uno scultore, Luca Tassone. Ve lo presento subito, sta lavorando, guardate cosa fa con il legno Luca Tassone, per hobby, perché lui è un hobbista. Allora, intanto presentiamo Luca. Allora, quanti anni hai? Io ho 44 anni. Questo hobby da dove arriva? Questo hobby deriva dal fatto che ad un certo punto della mia vita mi sono trovato con del tempo libero in seguito a un licenziamento di lavoro e, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, quindi ne ho approfittato per fare quello che mi è sempre piaciuto, quindi dedicarmi all'arte. Cosa è successo? Che sua zia ha chiamato Sveglia Veneti e mi ha detto: io ho questo nipote che ha questo hobby, però non trovo uno spazio dove esercitarsi perché tutto costa e non ha la possibilità di pagare un affitto. Siccome io ho proprio per contratto questa possibilità di fare di realizzare delle sculture, di far vedere come si lavora, perché i ragazzi, chiunque, anche gli anziani, socializzare, imparare a fare qualcosa, ho detto: Luca, vieni da noi al Parco dello Storga, meraviglioso, perché arte e natura si sposano in maniera incredibile su questo angolo di Paradiso. Lui ha accettato, da diverso tempo è qua, sta realizzando queste opere che adesso la nostra Nicoletta Rizzetto vi farà vedere, ma soprattutto c'è una storia bellissima, perché questi alberi che voi vedete, un albero di questi è stato consegnato a chi? Al presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, nonché mio amico, a questo punto posso dire. Perché una domenica tu ti trovavi in un Una certo domenica posto, senza dire dove, di dicembre mi trovavo in un mercatino qui del Veneto, della provincia di Treviso, e ho fatto questo incontro, quindi ho avuto la possibilità di vedere queste mie opere che sono, si può dire, uniche, perché nessuno, da come dicono i miei clienti, ne hanno mai viste così. Ha potuto apprezzare queste opere, gli sono piaciute molto e mi ha invitato appunto in Regione Veneto per presentare queste cose. Anche per il fatto che diversi di questi pezzi di alberi di abeti sono stati realizzati con alberi caduti dopo l'alluvione di ottobre. Sai Luca, vedo questa mano, vedendo questa mano bellissima mi viene in mente quel simbolo che abbiamo noi quando facciamo i veneti schiacciati, di quel signore che ha le mani nei capelli. Ecco, vedendo questa mano mi viene in mente questo anziano disperato. Quando l'hai realizzata, cosa pensavi? Questa mano l'ho realizzata in il mio primo simposio di scultura su legno a Erto, in provincia di Pordenone, famoso paese dove vive Mauro Corona. L'ho realizzata perché comunque la mano mi è sempre piaciuta come soggetto, tant'è vero che prima ho fatto un bozzetto, che è quello là in terracotta bianco, che ha partecipato anche quello ad una mostra internazionale in centro a Treviso, Cadi Carraresi, e comunque appunto ho voluto mettermi alla prova con questo soggetto che è la mano, che è piaciuta molto perché comunque è d'impatto, anche per il fatto che ci ho messo del colore rosso che simboleggia un po' il sangue. Poi nella zona del Vajont qualcuno l'ha associata al disastro del 69 della diga. Ascolta Luca, adesso le scuole sono terminate, però io sto collaborando con le scuole per cercare di avere dei ragazzi che vengono a imparare a vedere anche questi lavori. Cosa vuoi dire a tutti quei ragazzi che adesso sono finite le scuole, se magari ci annoiano con questi smart, con questi computer? L'appello che tu vuoi fare qual è? Dico che bisogna sfruttare il tempo libero che si ha nel modo più costruttivo e creativo possibile. Quindi niente telefonini, niente, stare da soli tanto anche aiuta molto per capire un po' che cosa si vuole, lontani che si sia piccoli, che si sia grandi, vale per tutti secondo me questa cosa qua. Allora, se un appello che vogliamo fare a questi ragazzi, intanto se vogliono venire alle tue opere, tu sei qua quasi tutti i giorni? Qua? Allora sì, possono venire a trovarmi quando vogliono, sono qua quasi tutti i giorni.
appunto per il fatto che sto preparando questi pezzi, quando la mattina, il pomeriggio, fino alla sera tardi, fino alle 9, 8 sono qua io, quindi posso venire a vedermi. Allora io mi rivolgo invece anche a tutte le famiglie, a tutte quelle persone, a tutti quei genitori che magari alla domenica non sanno dove andare, qui possono venire, se Luca c'è, possono ammirare queste opere e fare veramente un bagno di natura in questo posto meraviglioso che è il Parco dello Storga. Non serve andare chissà dove, ce l'abbiamo qui a 2 passi. Ciao! Luca Tassone, allora cosa vuoi dire? Hai visto questo filmato, ma soprattutto questa sera sei qui per dare forza a quei giovani che magari hanno perso anche questa voglia di lottare, perché il mercato offre molto poco come lavoro. Tu cosa vuoi dire? Beh, intanto complimenti perché è stato venuto un bel servizio. Poi vorrei specificare che più che rivolgermi ai ragazzi, ai bambini, bisognerebbe rivolgersi ai genitori dei bambini, no? Di lasciarli un po' in Bravo. pace, un po' liberi, non stare sempre sopra, opprimerli. Non sotto una campana di vetro, ma Sì, lasciarli esatto. giocare liberi. Sì, lasciare del tempo e non farli diventare come si vuole loro soprattutto. No? Quanto come vogliono i importante è genitori. vivere nella natura, Luca? Bah, insomma, penso che ci si accorga tutti che è importante vivere nella natura. Non credere, sai, perché ormai c'è questa voglia di andare su questi monumenti nei deserti, hai capito a cosa mi rivolgo? Queste cattedrali che abbiamo nei deserti invece di portare dei figli a passeggiare su dei posti meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere. Guarda, secondo me bisognerebbe obbligare ogni cittadino a rimanere una settimana nel bosco da solo all'anno, una settimana ad arrangiarsi, obbligatorio. Vedrai che comunque dopo, secondo me, migliorerebbe le persone. Allora, buoni stando in mezzo alla esempi natura. secondo te, bisogna dare buoni esempi. Ma di esempi ce ne sono, secondo me, di esempi ce ne sono. Sì, ho capito, però anche tu facevi fatica a collocarti, perché non è così semplice. Io so fare un lavoro, qualsiasi cosa mi viene in mente la posso fare, ma devo avere anche degli spazi, devo trovare anche delle soluzioni e queste soluzioni delle volte non arrivano. Chiedere, cercare, secondo me, cercando poi comunque si trova qualcosa, si trova. Poi volevo notare che io diversi anni fa, ho fatto un bozzetto in terracotta con un personaggio uguale A quello che abbiamo dietro. Ecco appunto, questo bozzetto, la disperazione. Era stato un presentimento, chi lo sa. Sì, hai anticipato un po' i tempi, diciamo. Marie, vedendo queste immagini di questo bravo scultore che è qui a fianco a lei, di questi buoni esempi che cerchiamo di dare, secondo lei quanto importante è anche comportarsi bene? Alla fine sei ripagato? Ho chiesto quando era in servizio di quanto Sì. tempo, mi sembrava più tempo di lavoro che l'ha svolto per arrivare in quella, non intendo tanto come si chiama, dell'arte, Sì. ma mi è Però? piaciuto tanto quella che faceva con le mani e quello che è uscito fuori. Cosa riesci a quanto ricavare tempo. da un tronco d'albero? Cose inimmaginabili che a volte ti parla l'opera che lo fa, il lavoro che lo fa, ti parla Ti dice qualcosa? quando lo vedi, come Claudio, anche tu cosa bene. vuoi dire a Luca che ha realizzato queste opere? Io sono figlio di Alberto Fagan, che era qua di Treviso, che tra l'altro era un pittore e anche scultore. Diciamo che io ho tante opere, grandi, piccole, di più o meno importanza, come lui. Lo ha sempre fatto non per la vil pecunia, perché ovviamente finché tocchiamo ferro non si muore, questi pezzi non hanno un gran valore, o comunque quello che si può fare per la vita. Vedo che lui è molto bravo, adesso al di là della, non dico costrizione data dal fatto di dover cambiare sotto certo punto di vista tipo di attività, però vedo che anche questa disperazione chiamata prima, che viene rappresentata in maniera molto semplice, perché si trattano di 2 mani sulla testa di una persona, è significativa per quello che può essere capitato a noi. Certo. Cioè può essere interpretato in qualunque tipo È vero. di situazione. È vero. Prima ha parlato di Erto, dove c'è Corona,
Corona penso che sia uno dei più rappresentativi da un punto di vista della cultura bellunese, no? E della zona lì per il disastro del Vajont, e questo è la rappresentazione totale di quello che è successo, cioè almeno io la interpreto così, poi magari sarà perché gli hanno portato via le mele, non lo so, ma comunque è sempre una cosa importante e di disperazione. Fausta Tocchio, sentendo anche Luca dicendo bisogna dare i buoni esempi, bisogna far capire agli adulti di dare i buoni esempi, soprattutto parlare ai genitori, quanto è importante avere una famiglia che ti sostiene, che ti parla e che ti ascolta? È fondamentale. Non è un po' importante, è fondamentale, ed è fondamentale anche far crescere i nostri figli come spiriti liberi, dare loro le ali e insegnargli a volare, poi il volo lo sceglieranno loro, esatto. Non possiamo essere noi a fargli il riassunto, hanno bisogno di cadere magari. Di farsi anche male? Di farsi anche male, di rialzarsi. Ma bisogna cadere. Però dobbiamo lasciarli liberi di fare le sì. loro scelte. Ma secondo te, non questi genitori forzare. moderni, secondo me, perché i genitori di una volta erano genitori un po' diversi, non ci mettevano sotto le campane di vetro. Come mai tutte queste campane, questi ragazzini così soli, così inascoltati, queste grida di aiuto che stanno cercando in tutte le maniere di far capire? Allora, io sono vecchia generazione, perché insomma appartengo proprio al dopoguerra e ho avuto una famiglia normale di lavoratori, sono cresciuta sporcandomi le mani, sbucciandomi le ginocchia, giocando a nascondino o andando a mettere le trappole di vischio, terribile che se ci penso. E con la voglia di scoprire, raccogliendo i gerini, allevandoli. Si creava? Si creava, sì, la voglia di creare, di fare delle cose. Devo dire che i miei genitori, pur non essendo due persone che avevano studiato, però erano due persone molto intelligenti, al di là della capacità o meno di scrivere in un corretto italiano, ecco, erano persone però che vedevano molto in là. Sì. Mio papà amava lavorare il legno, quindi faceva degli oggetti, delle cose a modo suo. La mia mamma cucinava molto bene, di origine emiliana, quindi mangiavamo molto bene per quello. E siamo cresciuti con la voglia di scoprire le cose. Ma quindi con una curiosità, famiglia solida però. con una famiglia normale, solida, che ci castigava, non fisicamente, quando ne combinavamo qualcuna, e lo stesso. Con i miei figli ho cercato di fare la stessa cosa. Quando proprio Jacopo, io gli chiesi di non fare delle cose eccetera, mi disse: ma mamma, proprio tu che mi hai raccontato qual è stato il tuo percorso e dici che vuoi degli spiriti liberi e poi non mi vuoi far partire. E aveva ragione. Doveva partire? Sì, doveva essere libero. L'unica cosa che mi rinfranca è aver lasciato che lui facesse le sue scelte, non avergli tarpato le ali. Essere libero. Quindi questa è la cosa che più mi fa star bene, perché quei 21 anni li ha vissuti intensamente, facendo le scelte che voleva fare e quindi rendendomi orgogliosa di quello che era stato. Avete sentito, genitori a casa, non tarpate le ali ai vostri figli, lasciateli liberi. Quello invece che noi non riusciamo a liberarci è queste famiglie, queste donne che non ce la fanno, che hanno bisogno invece di una famiglia che siete diventate voi. Guardiamo l'assegno. Ciao grande famiglia, un altro caso che da tempo stiamo seguendo e un altro caso che assolutamente dobbiamo portare a termine. Entriamo. Eccola qua. La mamma di Emanuela, che voi già conoscete. Antonietta, siamo arrivate.
Allora, cos'è il problema di tua figlia? Le scale. Tesoro, non riesce a farle per niente. E fa Come fatica. sta Manuela? Così, non tanto bene. Non è migliorata. No, anzi è peggiorata, un po'. E perciò per lei È diventa un problema lavorare su questo. e fa fatica a far tutto. Bisogna dire la verità sacrosanta. E soprattutto le scale. Le scale sono pesanti per lei. Bene, allora andiamo, mamma Antonietta. Fai strada. Allora, contiamo anche i gradini. Questa è la scala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ecco qua Manuela. Ciao Manu. Come stai? Sono stanca. Ciao. Ciao cara. Sono stanca oggi. Sei stanca oggi? Fa tanto caldo. Fa tanto caldo. Manuela, come vedete, si muove malissimo. Non sta facendo scena, Attenzione, Manuela non cammina più, molta fatica e le scale per lei sono un problema. Perché siamo qua oggi? Perché è successa una bellissima cosa, bellissima, giusta anche. Manuela da tempo chiede un altro appartamento a un piano terra perché le scale per lei diventano un problema di più. È un grosso problema. Ha avuto un colloquio col sindaco Mario Conte, il quale adesso sta vedendo di aiutare Manuela, anche perché ha visto le sue condizioni e perciò cercherà di capire come fare per aiutarla, perché Manuela non può più rimanere su questo appartamento. Manuela deve avere un appartamento a piano terra. No. Allora, cosa è successo Manuela quel giorno con il sindaco Mario Conte? Venerdì abbiamo visto il signor Mario Conte e ha detto che mi trova qualcosa adatto per le mie condizioni di salute, perché io faccio fatica a camminare, le scale faccio fatica e se qualcuno mi fa la spesa devo lasciarla giù perché non riesco a portarle di sopra, devo chiamare qualcuno che me la porti su. Prima delle signore qua delle vicine di casa, diglielo mamma. Per fortuna che c'è mamma Antonietta, stamattina mamma Antonietta è venuta al banco solidale a prendere la borsa della spesa perché non sapeva che volevo fare una sorpresa a Manuela. Sì, la spesa, guarda. Ecco, dov'è? Qua. Ecco, guardate, ecco, questa è la spesa del banco solidale della Mirella. Ascolta, oltre a questo ci sono sempre un problema di bollette, vero amore? Mamma mia, quante bollette. Queste famigerate bollette. Allora, guarda, io ti faccio una sorpresa. I problemi sono veramente tanti, come vedete. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneto. Grazie. Che ti permetterà di respirare un pochino. Grazie, così paghiamo una cosa che è da tanto lì, che è dal 2017, ti rendi conto che è ancora ferma. Grazie. Ecco, comunque tu devi pagarti le tue cose per stare serena. Sì. Hai bisogno di stare serena. Sì, perché se il cervello non è in pace, io non sto bene. Ascolta, cosa vuoi dire alla grande famiglia che da diversi anni ormai ti segue? Io grazie a voi che sono aiutata, mi avete aiutato tanto con il cibo, che è una cosa importante, con le bollette ancora tempo fa, adesso piano piano speriamo che ne veniamo fuori, che le cose si sistemano. Io ringrazio sempre tutti, che aiutate anche tutti quanti. A me basta camminare bene adesso e poter fare le cose come le persone. Ogni tanto tu ti scoraggi però Sì. e mi telefoni e piangi e mi Sì. dici Mirella non sto bene. Perché dici questo? Invece io ti vedo, dai Manuela, che ti vedo bene. Perché il cervello è stato colpito nella parte delle emozioni, a volte viene la depressione, quindi prendo le gocce. Mamma Antonietta, questa voi veramente, guardate, a questa mamma dovremmo dare a lei veramente una medaglia, perché non ha solo Emanuela, ha anche un altro figlio. Cos'è successo all'altro figlio? L'altro figlio è stato operato, che ha una stomia e più sta operato ai polipi che non si sa. Aspettiamo l'esito istologico per sapere cosa. Un altro è stato operato al braccio, a 15 punti, è pieno di dolori e anche l'anno si aspetta l'esame istologico. E ha un pacemaker e a novembre deve cambiare anche il pacemaker perché non funziona molto bene. Però tu mamma Antonietta hai una forza, una grinta. Una forza, delle volte lei mi dice mamma, e dico guarda Manuela non che fa più. E delle volte dico avanti, mi parlo da sola e dico Antonietta vai avanti.
Pensate. Questa è la verità sacrosanta. Questa mamma con tutti questi figli che non sa, deve correre da uno, dall'altro, però non Aspetta, demorde e qui è da San Giuseppe. Cosa è qui? C'è una canaputea che anche io non si può neanche camminare neanche qui. Il sindrome di William. Sai che altro gioco che sono stai a cena, se tutti cose che all'albergo, sì. c'era lei con la figlia che si Io non l'ho vista, non l'ho vista. Anche se anche qui. Sì che... Perciò non ti manca niente, No, mamma Antonietta. Proprio abbiamo fatto il pieno? Abbiamo fatto il tutto, pieno, il di pieno. tutto. Cosa vuoi dire, Emanuela? Mio fratello in ospedale andava lei, veniva da me, andava da lui, andava di qua, andava di là. E ricordiamo che Emanuela ha anche 2 figli, anche lei, che salutiamo, due bellissimi ragazzi, vero? sì, che hanno gli esami di maturità serale e mio figlio è stato promosso. Bene. E io non posso, per quello abbiamo questi problemi, perché io non posso più guidare, non posso più andare in bicicletta, non posso più andare in autobus. E quindi c'è sempre lei, ma ci vuole qualcuno che Allora, che appello vuoi fare al tuo sindaco, Mario Conte? che gli assistenti domiciliari continuino a venire, perché sono l'unica risorsa che ho, perché non sono loro, non so come fare. L'accompagnatore non me l'hanno data nonostante il deficit neuro. No, perché cammini? Perché, però, male, ma cammini. Ma è un deficit come si dice, neurosensoriale che non mi permette. Infatti io, la dottoressa ieri mi ha fatto fare una prova termonale, no. Io se cammino sono instabile, non ho l'equilibrio come voi, se tu mi spingi con un dito io cado, capisci? Quindi mi manca l'equilibrio. Ho bisogno di qualcuno che ti sostenga. Sì, fare carte, fare cose che non sono capace a fare, cioè faccio casino, come si spiega? Non so spiegarmi, non riesco. Abbiamo capito benissimo, tranquilla. Allora noi con questa immagine vi salutiamo, vi diciamo ancora grazie, vero Manuela? Io ringrazio tutte, grazie a tutto il mondo e grazie alla Mirella che è una grande persona, è una bellissima, gli voglio tanto bene Mirella. Cara. Grazie, alla prossima puntata. Ciao, grazie. Grazie. Vi voglio bene a tutti, anche a tutti quanti, ciao, grazie. Ecco, avete visto Emanuela, noi come abbiamo sempre detto li accompagniamo in questo percorso, ripeto, noi non serve fare scoop, noi veramente cerchiamo di aiutare queste donne, queste famiglie in forte difficoltà. Io penso che sarebbe ora anche di cambiare le accompagnatorie, di dare quei soldini a queste persone che veramente, come vedete, dimostrano di non essere capaci, di non essere in grado di reggersi da sole, e anche se stanno in piedi ma come non lo fossero, e soprattutto ringrazio anche il sindaco Mario Conte per aver ascoltato e visto Manuela e capito veramente il problema che ha questa famiglia. Allora, Fausta Tocchio, hai visto Manuela, hai visto la mamma, ma quanto brave sono certe mamme, non tutte diciamo, ma quasi tutte, per questi figli danno l'anima. Cosa vuol dire crescere in salute i figli e dopo vedere questa mamma che ne ha ben 4 e tutti 4 con problemi? Penso che per una madre sia una cosa assolutamente normale fare qualsiasi sacrificio per agevolare il futuro, il percorso dei propri figli. È una cosa naturale, non credo che ci sia C'è questa mamma che si rimbocca le maniche, che va avanti, corre da un figlio all'altro, con problemi anche lei, poveretta, di cuore, però lei va. Claudio, anche tu hai avuto dei genitori meravigliosi, come abbiamo sentito. Cosa vuoi dire a Manuela che ci sta guardando, Claudio? Sì, io ho avuto dei genitori meravigliosi, al di là di quello che hanno fatto per i soldi, va bene? Certo. Non è che tutti i genitori sono i più bravi, nel senso in generale, io posso dire veramente che i miei sono stati eccezionali. Per quanto riguarda l'Emanuela, che io ho conosciuto se non sbaglio l'anno scorso, sì, e mi aveva parlato della sua situazione eccetera, e adesso con il nuovo servizio che la signora Mirella mi ha detto che è di mercoledì, quindi freschissimo, è comprovata la deambulazione che è compromessa. Non riesco a capire come mai non riescano e non vogliono dare questa accompagnatoria, comunque questa sussistenza. Cioè io mi imbestio, lo dico alla Veneta, quando vedo che persone che hanno diritto non al 100% ma al 100.000% ancora la tirano lunga, ma bisogna vedere questo. Ma se sta povera Crista è presa così,
che non l'ha chiesto sicuramente lei. Bisogna che le istituzioni intervengano in qualche maniera. Io non dico chi lo debba fare, io penso di sapere chi lo possa fare, però voglio dire, siccome non voglio inimicarmi la simpatia di nessuno o l'antipatia, quindi dico qualcuno si dia da fare, perché io che l'ho conosciuta come un'ottima signora, al di là della malattia che ha avuto, perché di solito dicono che quando uno sta male diventa buono, sa, buongiorno, no, ma veramente questa qua si trova, per quello che so io, in una situazione che veramente è una cosa bestiale, drammatica. Cioè, se non c'è la Mirella che, da quello che ho saputo e ho visto anche stasera, fa queste cose qua, sta povera Cristian si trova lì in una situazione che non so come vada a finire. Luca, con quale saluti vuoi lasciarci? I saluti sono quelli di cercare di sfruttare il tempo libero nel migliore dei modi, quindi soprattutto dedicato magari alla creatività, alla fantasia, alla solitudine. E a Manuela cosa vuoi dire che ti sta guardando? Manuela di farsi coraggio, che è proprio brava lei. Tra l'altro l'ho conosciuta anche in una mostra, è un'artista lei? No. L'ho conosciuta in una mostra. L'hai vista comunque. Sì, Marie, sì, con quali saluti vuoi lasciarci? Cosa vuoi dire alla famiglia dei Veneti Scacciati che ti sta guardando, a questa grande famiglia? Mi chiedo la signora, alla sua mamma, di dove trova così tanta energia, tanta forza di andare avanti. Vedi, un buon esempio da seguire. Vedi? Allora non devi vedere nero, vedi? Perché il nero è un'altra cosa. E anche la signora dove trova tanta energia, così che alla fine per noi quei soldi valgono molto di meno di quanto ha perso la signora. Ecco, io volevo che tu andassi via con questi valori, di capire che la famiglia è il vero valore, non il denaro, ma la famiglia, i figli, la moglie, e tenere veramente tanto a questa famiglia, che è veramente la cosa più importante che c'è. Noi vi salutiamo, queste 2 ore anche questa sera sono volate, vi ringrazio tantissimo, sentiamo il cantante. Allora, con quale Manuel Frigo ci lasci, con quale canzone chiudiamo questa ultima parte? Adesso vi presento un inedito che si intitola Sentirti viva. Tu hai partecipato anche a un concorso, se vuoi dire? Sì, è ancora in corso. Sto partecipando a un concorso Vota le Voci, organizzato da Sandro Sartori e Matteo Tisato, e dove appunto è un concorso itinerante, dove ci sono diverse tappe nelle varie piazze del Veneto, e quindi abbiamo la possibilità di esibirci e di farci conoscere, insomma, al pubblico. Bene, allora oltre alla musica di Angela, questi importanti genitori che hanno anche loro messo in piedi questo concorso per dar spazio ai giovani, agli artisti, di poter anche uscire da questo tunnel che, se non hai la fortuna di conoscere qualcuno, non riesci mai ad arrivare, e diamo la voce e il brano a Manuel Frigo. Prego. La gente che ti guarda sorride ma non parla, la gente poi è diversa, sai, da come si presenta. Mi dici che sei stanca, ti senti giudicata, ma non ricordi mai il motivo e cadi tra le mie braccia. E com'è vero che si cambia solo per essere uguali, com'è vero che ti manca sentirti viva, sentirti viva, viva, viva insieme a me, per sempre viva. Adesso scendi e ti porto con me, ti porto dove una realtà non c'è. Credimi, sai, quando ti dico che non sei più lei, ti scrivo una lettera che parla di noi, perché tu possa leggerla ogni volta che vorrai. E quando poi ti senti strana, lo dici perché sei diversa, com'è vero che ti manca sentirti viva, sentirti viva, viva, viva insieme a me, per sempre.
cose, le lacrime. E com'è vero che si cambia solo per essere uguali, com'è vero che ti manca. Porto dove una realtà non c'è. Un applauso, grazie, buonanotte, grazie al regista, ai tecnici, a tutti quanti e a voi, grande famiglia dei Veneti Schiacciati di Rete Veneta. Ciao, prossima puntata.